Un grandissimo buongiorno a tutti e ben ritrovati ormai come tutti i giorni in nostra compagnia su Scoop Eventi. Vi ricordo che se volete contattare la programmazione di Scoop Eventi, il numerino, come dico tutti i giorni, è quello che vedete sovraimpressione, il 347 6999 080. Come vedete oggi lo studio si è riempito, sono venuti a trovarci dei ospiti molto interessanti, molto graditi per la programmazione di Scoop Eventi. Come potete vedere sono belli, sono giovani e sono anche in gamba. E Giovanni, intanto prima di presentare i nostri ospiti, come stai e ben ritrovato? Ciao Lady, come sempre tutto bene e un saluto a tutti i telespettatori che ci seguono da casa. Bene Giovanni, io ricordo tutti quanti i telespettatori a casa che Scoop Eventi va in onda tutti i giorni, tutte le sere e ovviamente ci trovate sempre alla stessa ora, e ricordo anche ai telespettatori che ci stanno guardando, se avete un talento, se avete magari anche un sogno e volete raccontarcelo qua in studio, potete tranquillamente contattarci anche tramite mail, mandare anche il vostro curriculum a redazione scoopeventi@hotmail.it. Quest'oggi è venuto a trovarci Osama, e Osama è un giovane influencer, anche lui TikToker, sta riscuotendo un ottimo successo per quanto riguarda i social, ha portato anche i suoi amici che comunque anche loro piacciono anche a tutti quanti i telespettatori a casa. Sicuramente per chi non li conosce andiamo a conoscerli. Intanto benvenuto e ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti e ti ringrazio Liliana per l'ospitalità. Bel piacere è mio, Osama. E se magari vuoi raccontarci da quanto tempo hai iniziato questa tua passione, ecco, questa tua professione Allora, ormai? ho iniziato a fare TikTok quasi un anno fa e niente, ho iniziato dal nulla, ho provato a fare i primi video e ho visto che nel primo mese ho fatto subito 35.000 follower. Allora da lì ho iniziato a prendere la cosa più sul serio e comunque ho iniziato così dal nulla. Ma fai anche delle collaborazioni per quanto riguarda anche delle agenzie, qualche vestito? No, qualcosa, per i vestiti ancora? no, però forse più avanti entrerò in un'agenzia. Ok. Un'agenzia in modo tale che loro ti danno anche la spinta come è giusto, sanno anche indirizzarti con le persone più affidabili e più serie. E vuoi magari anche raccontare un po' dei tuoi amici, anche loro che sono influencer, collaborano con te per quanto riguarda TikTok? Sì, allora ho iniziato io, poi hanno iniziato pure loro e adesso lui sta a 35.000 follower. Come si chiama? Il nome e cognome, così anche... Enrico Peraro, lui si chiama Gas e ha quasi 10.000 follower e niente, ci divertiamo e facciamo video insieme, ci troviamo e vedo che comunque le cose vanno bene perché ti ho osservato. La cosa che io volevo anche dire ai telespettatori a casa è che le persone, e dopo ne andremo a parlare meglio, da quando tu hai iniziato a fare successo sono molto cambiate nei tuoi confronti. Sì, tipo all'inizio la gente tipo in zona mia prendeva in giro perché sei brutto, robe così. Da quando ho iniziato a fare TikTok vedevo che gente che neanche conoscevo mi salutava, cambiava comportamenti nei miei confronti e tante cose. Poi avevo ancora 8.000 follower, mi ricordo, sono andato a Gardaland con i miei amici e loro non c'erano però.
e niente, avevo 8.000 follower, un ragazzino che neanche me l'aspettavo, è venuto a chiedermi la foto e ero con altre persone che facevano TikTok, però loro avevano più follower, tipo dai 100.000 in su, e non me lo aspettavo. E da lì è iniziato a piacermi sta cosa e niente, ho continuato. Beh, comunque io non penso assolutamente che né tu né i tuoi amici siate dei brutti ragazzi, anzi siete dei ragazzi bellissimi, penso che ognuno di voi abbia la sua particolarità. Io ti apprezzo molto come persona, mi sembri un ragazzo molto posato, molto a modo, quindi penso che anche le critiche che hai subito, immagino magari che inizialmente ti abbiano segnato molto. No, da piccolo le cose mi toccavano, però ora non mi cambia, cioè se io voglio fare una cosa la faccio, cioè non me ne frega. Bravo. Cioè basta che piaccia a me, mi fa star bene, io la faccio. Bravissimo, beh questa è una cosa bella, apprezzabile. Beh, io direi di mandare in onda il nostro video servizio che ci hai portato, un po' con le tue performance su TikTok, in modo tale che i telespettatori a casa, Giovanni, si fanno un'idea di quello che fanno. Quindi prego regia con le immagini e noi ci vediamo dopo. First I met you on the gram, I picked you up and took you out. Let me show you what I'm about. Let them haters run their mouth. You should know you something different, cause I brought you to my house. So you breakfast on my couch. Anything you ever need, you know I'll be there with no doubt. I need you by my side. Llámame, que esta noche se pasa muy bien. De aquí ya salen las penas y me lo vas a agradecer. Cuántas cosas que me han dicho, llámala, la soporté. Tutto il resto non mi importa se mi innamoro di te. Se mi innamoro di te. Fai una canna che così ci passa. Questa incazzatura non ci fa parlare. Tu mi guardi senza dire nulla. Ce l'hai scritto in faccia che sei presa male. Ma io per te morirei. I tuoi occhiali ti stanno un po' grandi. Ho paura un po' di innamorarmi. Ho lasciato pezzi di cuore da tutte le parti. Io che sto zitto, tu che mi parli, tu che mi sai parlare. Io un po' sconfitto, tu che mi abbracci perché mi sai abbracciare. Voglio rischiare con te, il mondo si ferma se ti fermi da me. È meglio che possa succedere. Posso perdere tutto ma perdere te non me lo posso permettere. Non sapevo chi fossi ma è passato. Dimmi una cosa bella. Anzi no, dimmi che sei bella. Vuoi scendere, Tom? Ti vuoi lasciare andare? Sei bella, sei intelligente, sei simpatica, sei scema, mi dici che problema c'è? Dillo, sono bella. Ok, sono bella. Mi pensavi, chi ci crede? Noi che ci siamo lasciati con non ci si vede. Io pieno di ma, lei piena di sé. Ha gli occhi troppo grandi per guardare solo me. Io che non penso al futuro, perché il futuro è già ora. Portami in alto come gli aeroplani. Saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole. Ancora critichi, pure mi imiti. Attento dove parliamo, ci sono le cinici. Per me sei come un fratello, tu allora fidati. Ne usciamo pure da questa come due tigri, sì. Non ti conosco ma mi chiami Mona. Yo. E se davvero ci credi, non dare peso a sti scemi. E per scordare i problemi basta non essere astemi. E se ti spezzano il cuore, tu metti una mia canzone con il volume a cannone. Mi pensavi, chi ci crede? Noi che ci siamo lasciati con non ci si vede. Io pieno di ma, lei piena di sé. Ha gli occhi troppo grandi per guardare solo me. Io che non penso al futuro, perché il futuro è già ora. Ogni la mano nella testa, ta 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 ta. Perché quando si arrabbia bagna tutta a casa. Perché quella bastarda finge di amarmi. Fa rabbia, ti passerà con. Quando siamo in giro non ci salutiamo. Troppi occhi, troppa gente, meglio se evitiamo. Ma tu no, non incazzarti. No. Sai che puoi fidarti più di me che degli altri. Sono circa le 4 e voglia di incontrarti. Ti sto mandando il primo Uber nei paraggi. Ok, sto correndo troppo. Nei jeans, 2G, biglietti e volo. Con te baby, sto prendendo il mondo. Mamma che bello, questo è il mio sogno. Prepara le valigie con me. Ti porto a Parigi sulla Torre Eiffel.
Passano le ore, ehi, sopra il mio orologio, yeah. In 24 ore, ehi, giuro fumo troppo, yeah. Quello mi fai dissing, ehi, io non gli rispondo, yeah. Solo a nominarlo, ehi, lo rendo famoso. Se mi tocchi partono tutti come alle Giose. E ho cambiato un'altra tipa mentre pensavo a te. E un po' cambiato vita, un po' le ha cambiato me. Bottiglie prive. I tuoi occhiali ti stanno un po' grandi. Ho paura un po' di innamorarmi. Ho lasciato pezzi di cuore da tutte le parti. Io che sto zitto, tu che mi parli, tu che mi sai parlare. Io un po' sconfitto, tu che mi abbracci perché mi sai abbracciare. Juro por mi vida que mi sueño lograré, pa' compartirlo contigo, mujer, toda la vida buscándola. Close my eyes. Without you, I feel broke, like I'm half of a whole. Without you, I've got no hand to hold. Without you, I feel torn like a sail. Muove il culo solamente su mio zocca. Fa la zozza, vuole ma sì lo se glielo metta davanti da te e da te. Lo facciamo pure in terra su parquet i più belli puoi chiamarci bar. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. Let me show you what you're missing. Paradise. Miento cuando digo que estoy bien y mi corazón no lo está. Miento cuando digo que no te amo y no es la verdad. Miento cuando río pero lloro de tristeza o de emoción. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole. Non sono un bastardo, food boy, penso solo ai soldi. Arrivo in ritardo, anche se c'ho 2 orologi. Troppi fami attorno mandano messaggi, serve il walkie talkie. Ho una felpa filon, tanto addosso come posti. 3 palle nei boxer polo. Lei mi chiama se si sente sola. Non capisco, sei scemo, cosa? Non hai visto la mia Sprite è rosa. Non hai mai visto queste Nike. Escono tra un mese e qualcosa. Non E pensavi sono entrati mentre facevamo festa, perché pensavano che avrebbero trovato droga. E com'è andata? Beh, l'hanno trovata. Non mi stanco come a dirti che mi manchi, anche quando è tarda notte io mi sveglio per pensarti. Basta che non mi dici basta, e che quando ti chiamo non stacchi, rispondi. Hai detto che mi amavi ma era solo un pretesto. Vorrei baciarti in bocca ma ora io non ci riesco. Non ho da cambiare, non è che c'è il resto. Pensavo fosse amore invece eri una escort. Hey, big it out west, slang it out west. Go metallic knife, I can shake it out west. Hai chiuso. Bang bang bang, non è un gioco, no. Se vengo ti apro un buco. Credo solo in back perché stessa luce. Bang bang bang, non è un gioco, no. Se vengo ti apro un buco. Non sono mai stato bravo con le parole ed è per questo che ti ho scritto una canzone. Ricordati il mio nome, ricorda che sono il peggiore. Figuriamoci con le persone. Concedimi un ultimo ballo, un'ultima ora, con l'ultimo sole per l'ultima volta. Stesso gioco scacco matto, hai di nuovo vinto tu. Siamo in Ti ho vista in quel club chic che bevevi dry gin a fianco al tuo rich dick. Vuoi fare la rich bitch, ti sistemi il lipstick. Mi mandi 2 kiss e poi sparisci. Chissà se lui sa che lo tradisci. Parla ma noi siamo qui, pure se il mio nome infangano. Razza il nome ma lo sanno bro, stavo solo nello studio. Tutti quanti mi snobbavano, ma sul cerchio mi richiamano. Bishop pose, grill it in.
It's me and my friends. Walk in, walk out, let's go. Hey, walk it out, walk it out. There's a power in what you do. Now every other day I've been watching you. Sono in Argentina come Messi Leo. Lo stile italiano Gucci e Colosseo. Ogni giorno che passa tu vali di meno. La scarpa di Prada, tu scarpa di Geo. There's a power in what you do. Now every other day I've been watching you. Non crescere è una trappola, il mondo ti intrappola. Non credere a chi ti dice che non puoi essere felice, ma non lo vedi che Sono troppo giovane per parlare d'amore, è per questo che ti guardo e non trovo più le parole. Quando ti vedo non vedo più la tristezza, giuro che ti spoglierò dalla tua insicurezza. Hey baby girl. Overtime on your body. You ain't gotta go to work, but you gotta be Baby, non andare di mani, ne possiamo parlare. O puntarci le armi e non so manco che fai. Con chi sei, dove stai? Non andare rimani, alzi i tacchi e poi guai. Look, fuck all you babe for the day, or babe for the night. You not my wife. Un grandissimo buongiorno a tutti, carissimi amici telespettatori. Quest'oggi ci troviamo a Milano e siamo davanti alla farmacia del dottor Bevilacqua. Io direi di andare a intervistare il titolare. Buongiorno, sono dottor Vittorio Bevilacqua, ringrazio la redazione della 9 di questa opportunità, anche se il periodo non è dei migliori visto il Covid. Proprio in questi mesi abbiamo restaurato la nostra farmacia, abbiamo cambiato un po' i locali, puntando soprattutto a creare un ambiente della farmacia che fosse il massimo della purificazione ambientale. Infatti abbiamo installato 2 ionizzatori Ionix Steel certificati anti-Covid dall'Università di Padova e abbiamo ampliato un po' gli spazi in modo che le persone si possano muovere mantenendo la distanza del metro di distanza, ed inoltre, visto il problema dell'assembramento e degli ingressi contingentati, abbiamo deciso di allargare il numero di ore di apertura della farmacia. Infatti dal 1° di gennaio saremo aperti sempre il sabato pomeriggio, proprio per dare il massimo di servizio ai nostri clienti. Vi ringrazio ancora la 9 di questa opportunità e vi saluto tutti. A Milano, in via Dante 4, c'è la farmacia Bevilacqua. Da 26 anni il titolare è il dottor Vittorio Bevilacqua, che la segue con amore e passione tramandati da padre in figlio. Farmacia Bevilacqua, a Milano, in via Dante 4. Locali sanificati H24. E dal 1° gennaio sempre aperti anche il sabato pomeriggio. Per informazioni 041 570 08 65. Di nuovo qui, carissimi amici telespettatori, intanto grazie mille a tutti per essere nuovamente sintonizzati con noi. Osama, intanto complimenti per le tue performance. Grazie. E hai ricevuto anche tantissimi complimenti dai telespettatori a casa. Io quando ti ho anticipato anche su Instagram la tua presenza, tantissime ragazzine e ragazze sono venute a commentare, sei piaciuto molto e piaci anche come personaggio. Grazie. Quindi davvero in bocca al lupo, continua questo percorso sia te con i tuoi amici e grazie a Dio anche potete fare i video, perché penso che abitiate anche vicini, no? Sì, io e lui abitiamo nella stessa via. Ah, ok, perfetto. Ma quindi sei tu che hai coinvolto lui con i TikTok? Sì, più o meno sì. E dopo hai iniziato e penso, ti è piaciuta un po' questa esperienza? Sì, io ho iniziato che li faceva già lui da un poco,
e praticamente l'ho iniziato così anch'io per gioco, così per farli insieme, scherzare, cose del genere. E dopo hai visto che le cose procedevano bene. Beh, che dire, complimenti ragazzi. Osama, mi puoi ricordare gentilmente quanti follower hai su TikTok? Allora, su TikTok ne ho 100.000, su Instagram ho perso un profilo da 10k quasi, proprio all'inizio, e niente, su TikTok sto a 100.000, su Instagram 7.000. Bene, bravissimo, complimenti, perché non è facile fare grandi numeri anche su TikTok. E sei molto giovane, quanti anni hai? 17 anni. 17 anni, bravissimo, e tra un po' ne fai 18, Sì. Hai previsto qualcosa per i tuoi 18 anni come festa? Prenderò una casa tutti insieme, se si potrà con sto Covid, e festeggerò là. Bravissimo, magari fai anche là magari qualche video per TikTok che quello sì, prendono, prendono, così anche con l'occasione aumenti ancora di più di follower. E invece la tua famiglia di cosa ne pensa di questa strada? Beh, i miei genitori basta che a me piace la cosa e se mi diverte, mi trovo bene, loro sono contenti pure loro. E tu non vai più a scuola, immagino? No, vado a scuola. Vai a scuola, che classe fai? Seconda. Seconda, ok, perfetto. Ti vai bene a scuola? Potrei andare meglio. Ok, vai a scuola, bravo. L'anno scorso facevo il liceo artistico, mi trovo bene, adesso faccio il turistico, non mi trovo tanto bene, però vabbè, finisco la scuola. Vedi già un altro cambio scuola? Mi sta proprio di sì. Ok. Hai già qualche idea su cosa? No, sinceramente no, però vorrei solo finire la scuola e basta. E poi finito la scuola dove ti vedi? Vorrei continuare con i social e andare avanti. Una cosa che mi sono messo in testa è andare avanti, non ho proprio, ho un obiettivo, però so che non devo fermarmi. Vado avanti e dove arrivo. E oltre i social hai qualche campo che vorresti? Calcio, anche col calcio. Bravo, che ruolo fai? Esterno sinistro. Ah, ok, allora sei Perché difensore. Ricordo a tutti che abbiamo una bellissima calciatrice. Ho visto i video su Instagram. Io sono attaccante. Di rovesciate. Numeri, io sono attaccante punta, quindi... No. Posso confermare che l'ho vista palleggiare con i tacchi. Quindi... sì, anche in studio abbiamo palleggiato, abbiamo giocato, sì. Beh, comunque il calcio è un bello sport, Giovanni? Certo. Te che sport ti piace? Ti piace il calcio? Non te l'ho mai chiesto. No, io ho fatto calcio con scarsi risultati, assolutamente. Avevo provato anche da portiere, però d'inverno era anche bello perché era bagnato, quindi scivolavo, mi divertivo, no? Poi è arrivata la primavera e l'estate, il campo diventava sempre più duro, sempre più somigliante al cemento, e quando ho capito che mi facevo male cadendo ho mollato il calcio, ecco. Vabbè. Adesso sono al tennis, il tennis. Beh, è bello. Il tennis è un bel sport elegante anche. L'ho sempre visto come sport di prestigio. Sì, mi piace molto, sì. Assolutamente. Poi anche le bocce d'estate, ecco, quello è un grandissimo sport, questo è molto elegante e di classe. Beh, al mare si faceva sempre, è divertente, così, no? Ogni tanto quando dicevo stai attento che mi spacchi la gamba perché pesa un quintale. Ecco, quest'estate vorrei vederti palleggiare con le bocce lì. Sì, con la mascherina soprattutto. Ecco. Comunque Giovanni, adesso a parte gli scherzi, no? Ritorniamo ai nostri ospiti. E quali sono i tuoi progetti per il futuro? Ovviamente finire la scuola, ma che lavoro ti piacerebbe fare da grande? A questo non ci ho pensato, sinceramente. Ok. Non vorrei lavorare, vorrei lavorare con i social, sinceramente. Ok, sì. Vorresti lavorare più, secondo me, con la tua persona, la tua figura estetica, e valorizzare questo aspetto qua, che comunque, per quanto possa sembrare una cosa, diciamo, non tanto di importanza, non è vero, perché ormai, per quanto la gente magari possa anche criticare questo mondo, deve cercare di abituarsi e adattarsi, perché tantissime persone come Taylor Mega, come Dennis Dosio e tanti altri anche influencer big, e loro sono diventati qualcuno e guadagnano solo facendo quello. Quindi non è una cosa impossibile, capito? Ormai al mondo d'oggi i social, internet, è tutto, cioè potete fare di tutto con internet, ecco. Quello concordo, però ti dico, secondo me c'è tanta concorrenza, cioè è una cosa sì, io penso questo sì. Sì, questo è vero. E tanti magari sfondano, come quelli che hai nominato tu, Lediana,
Però sì, sono comunque dei big, nel senso che contraddistinguersi dagli altri è difficile, quindi ecco, io non so voi se non so, avete una strategia, qualcosa, anche perché nel senso magari oltre a un profilo su TikTok magari ci vuole qualche, non so, qualche comparsata in TV, ci vuole però io penso di più oltre al semplice profilo, non credi? Sì, però Giovanni, tu magari mi stai spaventando un po' i ragazzi, poverini, che secondo me fanno assolutamente bene a crederci e a continuare a lavorare sui loro profili. Secondo me oltre al profilo ci vuole, non so, qualcos'altro, non so. Sì, ma TikTok? Sì, o comunque affacciarsi, non so, anche ad altri mondi, non so, tipo il mondo della TV come hai fatto tu quando hai cominciato a condurre. Non sai perché sorrido? Perché mi piace molto il tuo carattere, perché io facendo le domande tranquille e tutto parla solo lui. Te sei riuscito a tirare fuori l'energia tutti e tre insieme. Bravo. Sì, mi piace. Complimenti. Sì, ecco, anche questo è bravo. Se posso dire una cosa, tipo, noi quando facciamo i video sfruttiamo la nostra immagine e allora li facciamo in gruppo in modo da magari fare più commenti, più condivisioni, più like e poi così ci facciamo conoscere insieme tutti. Anche questa può essere una strategia, comunque un continuo collaborare così può anche darvi più. Però io, Giovanni, penso, è giusto quello che tu dici, che ci sono tanti influencer e tutto, però ricordati che anche le collaborazioni con le aziende sono loro che scelgono. Io penso che ognuno nella vita abbia la propria fortuna, no? Perché le aziende ti cercano, ti contattano dopo per fare le collaborazioni, ti danno i loro vestiti per indossarli, no? Magari vedono lui, Osama, e dicono: ah, questo ragazzo lo vedo più tranquillo, che non se la tira, che è molto soft, i suoi vestiti a lui starebbero bene, perché loro sanno già cosa cercano. Quindi io penso che sì, nella vita come in ogni campo abbiamo già tanti concorrenti, come tanti conduttori, quante emittenti televisive ci sono, ma se noi stiamo a focalizzarci, è giusto quello che tu fai di guardare gli aspetti più critici, no? Ma se noi ci concentriamo che ok, ho il concorrente, ok, c'è questo e quello, nessuno va avanti nella vita. Io penso che ognuno di noi nella vita abbia la propria fortuna e abbia il proprio momento. Io penso che loro, essendo anche giovani, magari Osama non gli piace tanto la scuola, non è criticabile, perché per darti un esempio vivo, no? Io a scuola non ero una delle più brave, no? Però io sono diventata qualcuno. Quelle che erano le più brave ad oggi fanno lavori molto semplici, hai capito? Tutto l'incontrario. Quindi nella vita ho anche tante persone di successo, se tu vedi, non è che hanno fatto chissà che scuole, hai capito? La vera scuola è la vita. La vera scuola la impari sulla strada, la impari stando con le persone, hai capito? Quindi secondo me è anche capire proprio qual è il proprio talento, no? Nel senso, magari, non so, penso a te, magari tu avrai capito che comunque ti piaceva stare al centro dell'attenzione, che sapevo fare solo quello, la televisione. Ecco. Sapevi fare quello, hai puntato su quello, secondo me. Parlo anche per me, un po' per tutti, ognuno deve un po' capire in cosa sei bravo è una scelta anche. È una scelta. Tutto su quello, è quello che ti piace, logicamente, ovvio. Sì. Poi comunque tantissime persone, io penso che prima di tutto, forse una critica ti faccio, Osama, tu che stavolta non faccio io. E se la faccio io? Stai ribaltando la situazione. E se la faccio io vuol dire che, ma è un consiglio, perché è come se fossi un fratello, no? E non posso dire figlio perché cioè, se avessi un'altra età direi mio figlio, però come un fratello più piccolo. Il consiglio che ti do è di, anche se a te magari la scuola non ti piace, non ti dico niente, ok, di finire come è giusto che sia, però di capire bene chi sarà Osama dopo qualche anno. Allora da là tutte le porte ti si apriranno, ma se tu non hai una visione di chi sei tu hai detto una cosa, hai detto io voglio diventare con qualcuno o lavorare sui social, no? Su TikTok, Instagram, eccetera, eccetera. Sì, tu vuoi quello, però creati anche qualche altra piccola porticina, che nel caso le cose non vanno bene, tu devi avere già qualcos'altro, hai capito? Piano piano. Ecco, e secondo me comunque già stai ottenendo dei grandi risultati,
Se già le persone sono cambiate nei tuoi confronti e prima magari ti criticavano, adesso ti vengono a chiedere la foto, o magari sicuramente c'è qualcuno che finge di volerti bene per entrare a essere tuo amico. È vero, anche. Tu ricordati sempre delle persone che ti sono state vicine quando tu non eri nessuno. E anche i tuoi amici di adesso, ricordati sempre un domani quando crescerai che loro hanno creduto in te e loro si sono messi parte del tuo sogno. Questo è un privilegio della vita, perché loro sono i tuoi primi fans in realtà, anche se tu non lo sai, è vero o no? Vedi che mi... Sì. E dopo di conseguenza uno carica l'altro, perché loro hanno iniziato questa strada e anche loro hanno dei sogni. Ed è giusto che tu curi queste persone vicino a te e che li stai sempre vicino, ecco. Io credo molto nell'amicizia, soprattutto i maschi sono molto più amici rispetto alle donne. Sì, ma noi siamo stralegati, siamo sempre insieme, facciamo tutto insieme. Ecco. Noi abbiamo iniziato la nostra amicizia ancora prima che lui nascesse nel mondo di TikTok, nel mondo dell'influencer e tutto. E Ma a quindi scuola come vi siete conosciuti? Noi praticamente è un'amicizia un po' strana, non so perché. Tanto strana. 3 anni fa io e Osama eravamo del tipo cane e gatto. Nemici, sì. Nel senso che se ci beccavamo per strada c'era sempre quel bisticcio e che ci portava magari a litigare. Poi da un momento all'altro siamo trovati più o meno nella stessa situazione, nell'ambito amoroso in questo momento. Siamo trovati più o meno con questi stessi ragionamenti, con gli stessi problemi e tutto. Ovviamente in quel momento lì c'era anche lui partecipe, siamo trovati tutti e 3 partecipi. E da un momento all'altro è nata un'amicizia che... Ma in che senso stessa situazione amorosa? Secondo me tutti e 3 siete stati lasciati contemporaneamente. Più o meno esattamente. Più o meno. Questa poi è destino davvero che vi siete trovati. Esatto. Sì, infatti. Da cane e gatto a essere, che non possiamo neanche chiamarci migliori amici perché... Nel senso non è per magari disprezzare le altre amicizie, ma l'amicizia che abbiamo noi è una cosa che veramente io mi sento proprio fortunato ad avere amici come loro. Magari sono sfortunato in altre cose, magari in famiglia abbiamo i nostri problemi, in ambito amoroso abbiamo i nostri problemi e tutto, ma io con loro 2 e magari altri 2 ragazzi che in questo momento non sono presenti, io mi sento strafortunato perché come non ci sono io per lui, magari c'è lui. E come lui non c'è per lui, magari ci sono io, capito? Facciamo un gruppo proprio unito. E io li ringrazio, non servono parole per ringraziare queste 2 persone qua perché sanno già quello che abbiamo passato, tutte le cose semplici che abbiamo combinato insieme. E niente, noi siamo, come hai detto te, Lediana, i primi suoi fan e non smetteremo mai di sostenerlo anche perché ci ha dato lui lo spunto di iniziare a fare questo mondo di TikTok e di influencer in generale. E prima di tutto comunque E con i follower siete saliti? Tipo tu hai detto che stai a 100.000, giusto? Sì. Tu quanti ne hai? Io adesso ne ho 35.700. Buono, e te? Io ho iniziato da pochissimo, però visto che subito ho iniziato ho fatto un bel impatto, infatti sono quasi 10.000 follower. Buono, bravo, e dopo pian piano anche loro magari facendo i tag riescono a... Sì, piano piano. Perché secondo me più i fans suoi vedono voi e più iniziano a cliccarvi. Sicuramente aiuta. Anche perché hanno anche in base varie scelte da scegliere magari E poi ci fanno anche le fanpage insieme. Sì. Tante cose. Ci sono fanpage che sono mie e sue, fanpage che sono sue e di lui, e tutte mischiate, cioè comunque siamo apprezzati dalle persone che ci seguono. Vi vedrei bene anche su qualche fiction, su qualche televisiva, sì. So che va molto un programma, ho delle persone che conosco della vostra età che guardano sempre il collegio. Sì, ma il target è quello, c'è l'età. Guardano tutti questo programma, non so. Sì, vi vedrei bene su qualche programma così, ecco, di attualità per i giovani, ecco, qualcosa di particolare. Io voglio fare i casting di quest'anno del collegio. Vedi che allora non ho sbagliato. Vedi che io ti leggo nella mente. Per quanto tu possa nasconderti con i capelli, io ti leggo, ti leggo dentro. Potrei farti una magia, stai attento. No dai, adesso a parte gli scherzi. Ragazzi, non so se voi avete già seguito la nostra programmazione di Scoop Eventi. Noi all'interno del programma leggiamo anche l'astrologia perché tantissime persone sono appassionate dei segni. Giovanni, quest'oggi cosa abbiamo? Allora, oggi abbiamo la bilancia. Famiglia, gioie e dolori. Alcune questioni domestiche o familiari potrebbero impegnarvi oltre il dovuto ad inizio settimana.
Insomma, affrontate ogni circostanza con razionalità e vedrete che sarà tutto più chiaro e lineare. La bilancia, no? Bilancia. Ok, mio padre. Ok. Il resto della settimana scorre piacevolmente, con probabili novità che riguarderanno il privato o la professione, o che comunque vi daranno modo di divertirvi e di rilassarvi un po' di più. L'amore funziona, ma andrebbe meglio se non ci fossero le continue interferenze familiari e domestiche. Ecco, quindi hai nominato tu papà, cioè famiglie, gioie e dolori. Quindi sì. magari forse un po' ci litighi. No, ma io non hai litigo detto mai. che sembra un bel rapporto. No, io non litigo mai, ti dico la verità, a me la bilancia come segno è straordinario. Sono razionali, è razionale. Sono delle persone che hanno la testa sulle spalle, cioè è la bilancia proprio. Loro sono anche molto diplomatici, molto furbi, gli piacciono anche tanto i complimenti, la bilancia, se gli fai i complimenti, sì, come noi, vanno in tilt. La bilancia è un segno divertente, solare, gli piacciono tanto le donne e alcuni gli piacciono tanto gli uomini. Allora, per quanto riguarda le donne, sono segni molto attivi, è un bellissimo segno, ecco, la bilancia, però è un segno molto furbo, non va d'accordo con tutti, ecco. Se non ti piacciono le cose furbe, divertenti, le festicciole, non vai d'accordo con la bilancia. Ecco. Mi sembra giusto. Ecco, comunque una buona settimana che scorre in modo piacevole. E Osama, che segno sei? Toro. Toro, allora leggiamo il toro, dai. Certo. Allora, il principio di questa settimana vi aiuterà a focalizzarvi su ciò che davvero conta per voi. Potreste avvertire sentimenti profondi e appaganti che vi spingeranno a capire cosa è in grado di donare felicità, l'amore, gli affetti, le persone che vi colmano il cuore di gioia. Tutto ciò potrebbe aiutarvi ad affrontare con il piede giusto alcuni cambiamenti che vi stanno mettendo un po' in crisi. Attenzione, perché qua parla d'amore. Non so se hai trovato Hai conosciuto qualcuna? la fidanzata. Sì. Hai conosciuto qualcuno ultimamente? Ecco, allora abbiamo azzeccato tutto. Quindi potrebbe andare bene. Poi parla anche di cambiamenti. Guarda che se vai bene te, parallelamente vanno bene anche loro. Sì, no, adesso per sempre cerca di portare un po' di fortuna anche di là. Sto legame. Che ci sono le amiche, no? Presente le amiche della ragazza. No, quello è ovvio, sempre. No, ovviamente anche loro sono su TikTok, però c'è anche questa deve essere devi che abbiano voglia di fare l'influencer. A questa ragazza gli piace il tuo mondo? O è gelosa? Boh, non ne ho mai parlato, però ho conosciuto tante ragazze che erano gelose di sta cosa. Sì. Magari molto spesso le ragazze ti vedono magari per questo mondo, iniziano a provarci, dopo però vogliono trasformarti e farti lasciare. Non è successo bello. con la mia ex, non voleva che io collegassi TikTok a Instagram, quindi ho perso anche tanti follower. No, adesso l'hai collegata subito, immagino. Beh, ovvio. Sei andato subito, grande, bravo. Ma sei un ragazzo che si fa controllare? No. Faccio di testa mia. Ma sei geloso come persona? Ero, adesso non più. Cioè... Ok. Da quando ho attaccato il profilo di TikTok. Bravo. Andiamo avanti con i segni. Vuoi che chiediamo a lui che segno sei te? Io sono nato il 20 agosto, quindi sono leone. Ah, come me, allora te sei già il primo in classifica, sei già passato le scuole alte. Andiamo con Leone. Forte il bisogno di rallentare, di ritrovarvi nel silenzio e di comprendere a fondo le dinamiche di alcuni avvenimenti. Avete ragione, serve riflessione per poter capire meglio come dovreste procedere. Vi converrà quindi approfittarne e cercare di rimanere un po' più da soli per riflettere, meditare, porvi tutti gli interrogativi prima di fare domande al mondo delle persone. Ogni tanto ci vuole un po' di calma in questo periodo. Per voi forse un po' stressante, dovreste davvero mettervi tutto ciò al primo posto. È un periodo stressante, sì o no? Abbastanza, perché con la scusa del Covid, tra scuola, poi adesso siccome faccio scuola ristorativa, io adesso sono anche a lavoro, quindi tra scuola, lavoro e anche vita sociale, cioè non riesce più a andare tutto con un filo che collega bene tutte le cose. Guarda che devi tenere alto il nostro nome del leone, Però io sono anche una persona che ragiona tanto sulle cose prima di farle, perché voglio che siano sempre perfette, cioè fatte perfezionista. Bene. Sì, tantissimo. Okay. Bravo. Beh, comunque adesso magari per l'età che hai
sei molto tranquillo, poi vedrai che quando crescerai il tuo segno ti farà sbocciare proprio. Ecco. Comunque non tutti i segni del leone, come potete vedere, sono uguali, no? Anche lui è leone, però è un po' diverso da me che sono anch'io del leone. Ogni persona, magari anche è molto importante l'ascendente. Tu sai il tuo ascendente? No, non mi sono mai informato. Mai informato. Se tu guardi su internet, perché adesso non lo seguiamo né io né lui, ma la signora Maria che ci prepara sempre l'oroscopo, no? Su internet tu metti la data, la tua data di nascita, anno e paese, e ti dirà esattamente l'ascendente, perché è molto importante. L'ascendente influisce tanto sul tuo segno. Io pensavo di essere ascendente Gemelli, no? Dopo ho scoperto, in base al luogo di nascita, che sono ascendente Toro. E grazie a lui che è del Toro, il Toro mi dà, al Leone dà quella grinta e testardaggine. Il Toro difficilmente cambia strada, o sbaglio? Sì, è vero. E siete molto legati sul passato. Cioè ogni scelta che fa il Toro pensa sempre al passato. È come che, sì, ok, anche sulle persone che conosce, no? Sicuramente dopo mi dirai se sbaglio o torto. No, è vero, è vero. Tu è come se facessi dei paragoni, no? Su quello che hai avuto nel passato e su quello che hai ora, e però molto spesso quello che hai ora non ti piace quanto ti piace quello del passato. L'ultima frase non proprio, però cioè, quello che hai detto all'inizio sì, è vero. Sì, ok. Sì, magari adesso forse perché hai conosciuto la persona che ci sta guardando a casa, allora è giusto così. No dai, che scherzo. Comunque sì, il tuo segno diciamo che è molto legato alle cose del passato. Bene, io Giovanni purtroppo direi di leggere domani le altre segni zodiacali, che anche domani sarà una puntata molto interessante. Prima della chiusura volevo chiedervi quali sono i vostri progetti per il futuro, e ridai, Osama, a tutti quanti i tuoi contatti di Instagram e di TikTok. Allora, su TikTok mi chiamo o.s. No, ripetiamo da capo. Allora, perché assomiglia tanto a un codice fiscale. Infatti. Allora, su TikTok mi chiamo o.s.a.03 e su Instagram la stessa cosa. Ok. E te? Io su Instagram sono enrico.peraro e su TikTok uguale. Io sono Gas, su Instagram sono Gas con 2 S _ Madbi, e su TikTok Gas _ 02. Sei Gas, insomma. Tu dai gas al gruppo. Ecco. Bene, Osama, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Cosa desideri? Quali sono gli ultimi tuoi sogni di adesso? Per adesso punto a fare più follower possibili, non fermarmi e entrare in una high pause. Bravissimo. È tipo una casa dove ci sono i TikToker che condividono questa esperienza, fanno i video insieme e vivono insieme. Ho sentito parlare proprio in questi giorni, ma è a Milano, se non sbaglio? Sì, ci sono tante high pause a Milano e a Roma. Io adesso, adesso dovrei entrare in una, però non so ancora niente, devo ancora sentire il manager. Ok, in base a cosa entri al numero di follower? Mi hanno detto non proprio, cioè se piaci e vai su TikTok, anche se hai pochi follower, ci vai. Sì? Cioè se come personaggio vai su TikTok, va bene l'agenzia, ti prende. Ok. Ma c'è ti devi rivolgere a loro, mandare un curriculum? No, dovrei sentire il manager, dovrei vedere, non ho capito bene, però dovrebbe vedere il mio profilo TikTok, non so, per adesso so solo questo. Bravo, va bene, noi ti facciamo un in bocca al lupo. Invece Grazie. te quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, il mio progetto per il futuro spererei di diventare qualcuno insieme comunque ai miei amici, e comunque ho anche una seconda strada. No, rido perché noi leoni vogliamo sempre diventare qualcuno. Io ho una seconda strada perché comunque sono nel campo ristorativo, e quindi nel caso dovesse andare male cucino. Ah, bravo, ma quindi la tua famiglia ha un ristorante? C'è una pizzeria. Ah, se vuoi magari dire il nome così gli facciamo anche un po' di pubblicità. Pizzeria Caruso 64 a Galzignano Terme. Ecco, no, che così gli facciamo anche un po' di Così pubblicità. aspettiamo anche le pizze la prossima volta. La prossima volta volentieri. Tutte quante le persone che andranno dalla tua famiglia a mangiare, insomma, fa la pizza, no? O anche Sì, adesso ristorante. sono io sono tipo primo pizzaiolo, quindi ecco, vedono me a fare le pizze. Ah, ecco. Ci informiamo in studio se abbiamo un po' di farina e poi...
poi ne riparliamo assolutamente. Ecco, sì, nel caso le cose, comunque è una bella attività in famiglia e io invito anche tutte quante le persone a casa ad andare anche a assaggiare le delizie che prepara la tua famiglia e che prepari anche te la pizza. Sicuramente sarei bravo perché penso che ti abbiano insegnato molto bene prima di fare questo lavoro. Sì, ecco. è da 6 anni che sono in pizzeria, comunque fin da quando ero piccolo, e quindi so fare praticamente tutto lì in pizzeria. Ed è una cosa bella, sai, lavorare con la famiglia perché comunque sai che le entrate che ci sono tutte per voi e le dividete in famiglia, ecco. Sì, ecco, io sono riuscito a gestirmi già quei soldi già da quando ero piccolo, quindi Bravo. nel senso piuttosto che chiedere quei 5 euro a mia mamma o a mio papà, c'avevo quei della pizzeria e così. Noi leoni siamo molto bravi con la contabilità, soprattutto con le spese, è vero o no? Siamo molto viziati, già dalla nascita che siamo viziati, vero o no? E te invece i tuoi sogni? Guarda, io siccome passo più tempo più con loro che con la mia famiglia, io il mio futuro lo immagino in primis vicino a loro, perché non riesco a immaginare un futuro senza di loro perché sono stati troppo per me. E in secondo di ricambiare tutti i sacrifici fatti da mia madre. Da mia madre e da mio fratello, perché dato che ho avuto un po' un'infanzia abbastanza incasinata, spero che magari un giorno di essere sempre qualcuno insieme a loro, di essere talmente un gruppo talmente forte di ricambiare tutto quello che mi ha insegnato mia madre e quello che mi ha dato mia madre. Bravissimo. E basta, speriamo anche magari di un giorno di fare un bel numero, di avere un bel numero tutti insieme, anche per dare anche magari un bel esempio, cose che la gente magari trova banale e trova magari tra virgolette cavolate sui social, magari di cercare di portare anche un bel esempio alle persone senza magari pensare solo a cose meno importanti. Beh, intanto complimenti per tutto quello che fate, complimenti per la vostra amicizia e complimenti a ognuno di voi per i vostri sogni un po' diversi. E Osama, noi ti ringraziamo davvero di cuore per aver accettato il nostro invito e adesso mi sento un po' come Maria De Filippi quando dice scusa, hai accettato l'invito, la busta, sì, apriamo la busta. No, intanto grazie mille, io scherzo sempre perché mi piace ridere e scherzare. Ma quando c'è da essere seri ovviamente anche noi, io e te Giovanni, siamo molto seri e che dire, ringraziamo anche i tuoi amici e vi faccio un invito proprio adesso in diretta che così lo ascoltano anche i telespettatori a casa a sorpresa. Ci piacerebbe che magari tornaste ancora, sia anche te Osama, e magari presentiamo anche i tuoi amici, raccontano un po' la loro storia, i loro anche sacrifici, anche il tuo amico che ha la pizzeria di famiglia, così magari con questo periodo riusciamo anche a aiutare anche la sua famiglia a avere anche più persone che vanno a trovarli, perché dare lavoro è una cosa bella e anche ricevere lavoro è importante, soprattutto al giorno d'oggi dobbiamo cercare di essere tutti uniti e di collaborare l'uno con l'altro. E anche il tuo amico, non mi ricordo mai il tuo Gas, scusami, anche Gas, anche tu sei il benvenuto, così ci racconterai la tua storia, magari ci organizziamo per le settimane prossime. E dato che siamo anche vicini di casa, noi stiamo a Padova, voi siete a Monselice, ci arrivano persone da Bologna, da Milano, un po' di qua, almeno voi approfittate dell'occasione. E che dire, vi ringraziamo con tutto il cuore. Grazie a te. Grazie a voi. Vi auguriamo tanto successo. Giovanni, vuoi salutare? Dopo chiudiamo. Come sempre un grande saluto a tutti i telespettatori e grazie. Un saluto anche da parte mia. Volete salutare la famiglia? Sì, salutiamo tutti a casa. Saluto ai nostri genitori e amici, famiglia e ai ragazzi che non sono qua presenti e che sempre portiamo sempre nel cuore. Perfetto, io mi aggrego a voi, un saluto a tutta la vostra famiglia, a tutte le persone che vi vogliono bene. Non posso venire a mangiare la pizza perché sono in dieta. Io invece no, quindi sì. aspetto volentieri. È come andare al McDonald's e mangiare insalata, insomma, integrale, proprio zero. Sì, ecco. Che dire, vi ringraziamo, siamo stati felici di avervi avuto qua con noi. Ricordiamo tutti quanti i telespettatori a casa che la puntata di domani sarà straordinaria, verrà una persona molto importante, un imitatore che imiterà e trasformista tutti quanti i personaggi più importanti del mondo dello spettacolo. Quindi domani ci divertiamo alla grande. Grazie mille a tutti e buona continuazione. Grazie. Que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila aficiado de ti y hasta el número cambiaste.
eso rueda, que 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 rueda. Por eso rueda, que 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 rueda. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien. Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren. Pero yo quiero que tú estés bien, bien jodida y mirándome bien. Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la 100. Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás. Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más. Me está comentando que te está llevando quien no te trajo. Eso no me importa, mi loca, vaya pa'l carajo. Tanto que tú a mí me rebotaste. Tú me rebotaste. Que yo te llamaba pila aficiado de ti y hasta el número cambiaste. Tanto que tú a mí me rebotaste. Tú me rebotaste. Que yo te llamaba pila aficiado de ti y hasta el número cambiaste. Por eso rueda, que rueda, que rueda.